E caccia al conducente del camper che ha travolto Paolo Pistolato, un 64enne di Favaro che ha poi perso la vita poco dopo il ricovero all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Pistolato stava percorrendo Rampa Rizzardi in sella a una bicicletta quando è avvenuto il contatto rivelatosi fatale con un camper che ha poi proseguito la corsa senza fermarsi. A lanciare l'allarme per primi sono stati altri automobilisti. Ricoverato in terapia intensiva, Pistolato è espirato circa 4 ore dopo l'arrivo in ospedale. La polizia locale sta passando al setaccio le immagini delle telecamere presenti nell'area per identificare mezzo e autista che, oltre che di omicidio stradale colposo, dovrà rispondere di omissione di soccorso e fuga. Nell'impatto il camper avrebbe anche perso uno specchietto retrovisore. Erano circa le 12:15 di venerdì. Circa 12 ore dopo, un altro incidente è stato fatale ad Amos Rossato, un 52enne residente a Carpenedo. Era in sella ad una moto che è uscita di strada alla rotonda tra via Vespucci e via Tina Anselmi. Anche in questo caso sono al vaglio le immagini di sorveglianza della zona, ma dai primi rilievi dovrebbe trattarsi di una fuoriuscita autonoma. Intanto è stata fissata la data dei funerali di Andrea Molin, l'ex calciatore morto a 63 anni in moto sulla Noalesi a Santa Maria di Sala dopo lo scontro con un'auto. Saranno celebrati nella chiesa di Sant'Eonisto e Agostino a Marano di Mira. Durante un sopralluogo sul posto dell'incidente è stato ritrovato un gratta e vinci che apparteneva ad Andrea, un biglietto vincente. La famiglia ha ricevuto i 200 euro di premio dal presidente della sezione Carabinieri in congedo, accompagnato dal sindaco Arpi e il consigliere Benfatto.